Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo vlog per rispondere un po' alle vostre domande, dato che ultimamente mi fate veramente tante domande e io non ho mai tempo per rispondere. Allora, sulla mia pagina Facebook ho fatto un post con scritto: se volete potete farmi delle domande per il prossimo Kai Vlog, e ne avete fatte parecchie. Insomma, sulla mia pagina Facebook ho fatto un post con scritto: fatemi delle domande per il prossimo Kai Vlog. Allora, se volete esserci nel prossimo Kai Vlog, vi invito ad andare sulla mia pagina Facebook e lasciare un bel like, così nel prossimo video, se mi fate la domanda nello stato, potrò mettervi nel prossimo video. Prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, oggi è 26 novembre 2015, la Supercell oggi doveva rilasciare un altro sneak peek, però che non è uscito. Praticamente hanno fatto uscire sulla pagina Facebook un riassunto delle sneak peek che sono già usciti. Ho fatto già 2 video sui sneak peek e ho visto che nei commenti vi siete sbizzarriti con i termini. Molti hanno definito questo aggiornamento poco gradevole, ecco, dico questo. Ma ragazzi, prima di giudicare una determinata cosa bisogna averlo tra le mani. Ragazzi, prima di iniziare con il video vero e proprio, voglio ringraziare Dragonstick che mi ha fatto il nuovo BG per il canale. Praticamente nel suo canale non fa solamente grafica, fa anche grafica, ma il suo canale come mio tratta Clash of Clans, praticamente giochi mobile. Se volete darci un'occhiata, link in descrizione. Michele ci chiede una domanda molto interessante. Kai Vlog, la tua prima war, che sensazione hai avuto? Com'è andata? Allora, mi ricordo che l'aggiornamento delle Clan War è uscito quest'anno verso aprile-maggio ed eravamo molto eccitati per questo aggiornamento perché stava veramente rivoluzionando Clash of Clans. Mi ricordo che quando è finito l'aggiornamento noi tutti entrate tutti, scrivete nella chat primo, insomma esattamente come su YouTube. Allora, noi per la ricerca per la nostra prima Clan War ci avevamo messo dalle 3 alle 4 ore perché i server di Supercell erano praticamente intasati. La sensazione della prima Clan War devo dire che è stata molto tosta. Abbiamo rischiato di perdere per una stella, ma alla fine l'abbiamo vinta e c'era tanta tensione in clan perché innanzitutto era la prima Clan War in assoluto e non sapevamo come organizzarci. Praticamente c'era metà clan con il Town Hall out. Cardi ci chiede una domanda molto interessante. Kai Vlog, il tuo record è stato battuto da Tails. Credi di riprenderlo nella prossima scalata e soprattutto pensi di arrivare nella top 3 italiana o nella top 10 mondiale? Allora, ciao Cardi, grazie per la domanda. Innanzitutto volevo salutare quel maledetto di Tails che mi ha battuto. Insomma, il suo record era 4700 e il mio era 4640, qualcosa non mi ricordo più. Per la mia prossima scalata penso di superarlo. A parte gli scherzi ragazzi, faccio i miei complimenti a Teoz che mi ha superato, ma non per molto. Allora, Fabio ci chiede: Kai Vlog, ciao Kai, volevo chiederti che scuola fai, sei un grande, continua così. Allora, ciao Fabio, me lo chiedete veramente in tantissimi, in quasi sotto tutti i video. Allora, se vedete sono relativamente giovane, cazzo, ho 18 anni e vado ancora a scuola. Praticamente io faccio un turistico in una scuola superiore nella provincia di Rovigo. Non vi dico la scuola che frequento perché a scuola praticamente lo sanno già tutti ed è imbarazzante. Gabriele ci chiede: Kai Vlog, sei stato mai beccato a giocare a Clash of Clans sotto il banco a scuola? Allora, scuola italiana mai, però quando qualche estate fa, 2 estati fa mi sembra, andavo a scuola cinese. Praticamente fate finta che questo sia l'iPad, anche se è il libro di scuola guida. Ce l'avevo sopra il banco, ok. La maestra, la professoressa, non so come chiamarla, e praticamente lei stava guardando sul suo MacBook degli esercizi per farci fare. Io ero là, ok, sì, volume tolto, sì, è abbassato tutto, abbassiamo in luminosità. Sei pronto Ricco? Sei pronto Davide? Praticamente ci avevo seduto accanto i miei 2 zii che avevano rispettivamente 15 e 16 anni all'epoca. Apro Clash, che figura di merda. Matteo ci chiede: Kai, cosa fai oltre a YouTube? Oltre a YouTube io vado ancora a scuola, perciò studio. In realtà ragazzi dovrei studiare anche in questo preciso momento. Mi sa che mi farò la notata in bianco. Gianluca ci chiede: Kai Vlog, farai ancora un video con tuo cugino? Ragazzi, me l'avete richiesto in tantissimi di fare ancora un video con mio cugino. Se questo video arriva a 15.000 like ve lo porto ancora. Kai, perché ti chiami Kai? Devo chiederlo a mia mamma.
Mamma, perché mi chiamo Kai? A parte scherzi, cioè è il mio nome, come chiederti perché ti chiami Giovanni. Insomma, a parte scherzi, per coloro che vogliono sapere perché il mio canale si chiama Kai Young, e invece per chi mi seguisse veramente da tanto tempo, da quando avevo 40.000 iscritti, sapeva che il mio canale si chiamava Clash of Clan Kai. All'epoca l'avevo cambiato perché Clash of Clan Kai non mi piaceva tanto e l'ho cambiato in Kai Young. Perché proprio Kai Young? Allora, in prima superiore avevo avuto un professore di inglese che mi faceva fare delle fake identity, praticamente tipo tu ti chiamerai così, fai questo lavoro, tu fai questo, e quando interrogava dovevo raccontargli la mia daily routine e io facevo good morning, I'm Kai Young, bla 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 bla. Insomma, alla fine questa fake identity mi è piaciuta e dopo l'ho fatta praticamente mia. Domanda scottante, Madeline ci chiede: Kai Vlog, quanti soldi hai sprecato per Clash? Allora, ciao Madeline. Allora, sprecato può anche starci. Di tasca mia ho speso 50 euro quando ero ancora a Town Hall livello 8 e praticamente avevo già altri amici che all'epoca giocavano a Clash of Clan e tipo erano praticamente Town Hall 10 precoci. Perciò ho detto, madonna, voglio avere anch'io l'este inferno, ma non voglio essere precoce come loro. Perciò mi sono gemmato i muratori. Kai, vogliamo sapere il numero esatto dei soldi che hai sprecato su Clash of Clan? Insomma, se consideriamo tutti i video di aggiornamenti che ho portato sul mio canale e per la scalata di quest'estate, madonna se mi ha ciucciato big money, penso che di tasca mia, come ho già detto prima, ho speso 50 euro, però con altri ricavi da YouTube penso di aver gemmato sui 500 dollari. Gemmone! Ragazzi, solitamente se non per gli aggiornamenti non mi gemmo gli edifici, ma gemmo solamente le caserme. E soprattutto in scalata, madonna quanto ciuccia il big money. Ultima domanda ragazzi, Benjamin ci chiede: Kai Vlog, quando hai iniziato la tua avventura da youtuber ti sei scoraggiato, no, non fraintendete, vedendo quanto è difficile avere nuovi iscritti o aumentavano in fretta, cosa ti ha spinto a continuare? Allora, ciao Benjamin. Io quando ho iniziato 2 anni fa circa, avevo caricato un video così, dal nulla, e non facevo iscritti e non mi preoccupavo di fare iscritti perché io ho iniziato a fare video per puro divertimento perché mi piaceva innanzitutto, se no non l'avrei fatto. Poi lo facevo anche per sputtanare il mio capo clan. Terzo, non volevo avere successo, più che altro non me lo sono proprio aspettato. Primo video l'ho caricato un anno fa, poi c'è stata una pausa di 6-7 mesi e poi ho ripreso nel ottobre o novembre dell'anno scorso. Praticamente io sono da un anno su YouTube e sono quasi a 150.000 iscritti. Perciò devo dire che sono stato molto fortunato perché ho iniziato a fare video dal nulla e sono diventato famoso per caso. E vabbè ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito, se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciatemi un commento, quello che volete. E noi ci vediamo, aspetta, se volete farmi delle domande per il prossimo Kai Vlog, lo potete scrivere sia nei commenti di questo video qua, ma preferisco sulla mia pagina Facebook. Insomma è tutto, i miei capelli sono distrutti, e noi ci vediamo, sexy, e noi ci vediamo al prossimo video.